Donat-san, la vedo basita. Sì, perché, anche cioè, proprio senza infingimenti. È difficile lasciare basita Elena Donat-san, l'assessore regionale più longevo d'Italia, da 18 anni alla guida di un dicastero importante che segue lavoro e istruzione in Veneto. A Ring si discute dell'ipotesi Zaia candidato sindaco di Venezia e va in onda un servizio in cui parla Marco Gasparinetti, consigliere comunale di Terre Acqua 2020. Nelle ultime settimane molti veneziani hanno ricevuto una telefonata di un istituto di sondaggi che formulava 5 quesiti. Uno dei 5 era sul gradimento di un eventuale Zaia sindaco, quindi sulla possibilità che Luca Zaia diventi sindaco di Venezia. Questo mi dà uno scenario un po' diverso dalla boutade di cui ho detto prima. Significa che qualcuno in modo scientifico e da tempo, quindi sta ipotizzando questa opzione. Adesso c'è da domandarsi chi. Il sondaggio è stato realizzato da Queris SRL per Italy Post dal 18 al 20 settembre, quasi un mese prima che l'ipotesi Zaia, candidato sindaco a Venezia, iniziasse a farsi largo nel dibattito politico regionale. Elena Donat-san è una delle rappresentanti di punta di Fratelli d'Italia in Veneto, un partito che non fa mistero di ambire alla guida della regione e del suo capoluogo. Ma è anche il partito che appare più stupito da possibili movimenti all'interno della Lega, il suo maggiore alleato, ma anche il rivale con cui si contende il primato di voti. Serve per tarare le posizioni politiche, di solito un sondaggio, e tarare vuol dire comprendere qual è il sentimento di una campione e poi decidere come muoversi, che vuol dire che è tutto molto scientifico, il che significa che è un'ipotesi che non è stata campata in aria, al contrario di quello che ho detto prima, quindi anch'io mi fermo e rifletterò.